Il Comitato regionale della FIGC, guidato dal presidente Gianni Cadoni, ha incontrato ieri a Nuoro le società della provincia. In primo piano il ritorno alla normalità dopo la stagione Covid. Una ripartenza, ha voluto sottolineare Cadoni, che è stata faticosa, ma il calcio regionale ha saputo governare una situazione davvero complicata e il merito è stato principalmente delle società. L'incontro di Nuoro è stato un segnale importante per tutte le società calcistiche della provincia. Prosegue il nostro percorso in giro per la Sardegna, quest'oggi stiamo a Nuoro, grazie all'amministrazione comunale che ci ospita e alle tante società che sono arrivate. Adesso avremo modo di confrontarci in un dibattito dove chiaramente parleremo della provincia di Nuoro. Ecco, un dibattito importante perché ci sono dei problemi da risolvere. Ma problemi ci sono sempre da risolvere. Io continuo a dire che il nostro calcio è un calcio in ottima salute, benché è vittima, così come in tutte le altre parti d'Italia, dal Covid, che chiaramente ha frenato un pochettino il nostro percorso. Però è un percorso che è già ripartito, è già riniziato, siamo fiduciosi che possiamo crescere sia come proposta che come numeri. Ecco, la provincia di Nuoro cosa può dare al calcio regionale? Tantissimo, è sempre stata una forza importante del Comitato regionale Sardegna, annovera una settantina di squadre di Lega Nazionale Dilettanti, 150 squadre di settore giovanile, cioè piccoli amici calcio di base. Dobbiamo continuare a sostenere questo calcio di base, aiutare le società, siamo qui per questo, per sentire appunto i pareri, opinioni, suggerimenti, perché no, dei dirigenti sportivi.